Gaetano Gaziano, presidente dell'associazione Salviamo la Valle dei Templi di Agrigento, sito UNESCO, attraverso una lettera inviata al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, afferma che, come ricorderà, ho ringraziato con email del 2 aprile del 2023 lei e il suo governo per avere conferito attraverso il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano un encomio alla mia associazione Salviamo la Valle dei Templi Agrigento, sito UNESCO. Durante la cerimonia ufficiale del Premio Nazionale del Paesaggio che si è svolta presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura il 14 marzo del 2023 con la seguente motivazione: per l'impegno di preservare il paesaggio della Valle dei Templi di Agrigento dalle minacce di compromissione e di aggressione come costante esempio di cittadinanza attiva. I tentativi di compromissione e aggressione a cui si riferisce la motivazione dell'encomio sono proprio quelli denunciati con il progetto presentato al Ministero della Cultura dalla mia associazione e derivanti dall'indecoroso progetto di realizzare a ridosso della Valle dei Templi di Agrigento un rigassificatore onshore da 8 miliardi di metri cubi l'anno, il cui gasdotto attraverserà addirittura il parco archeologico di Agrigento. Anche il ministro dell'Ambiente, continua nella sua lettera a Gaziano, Geraldo Picchetti Frattin, si è congratulato per la pregevole iniziativa con lettera ufficiale del Ministero del 2 ottobre scorso. Apprendo con mio grande stupore che il Ministro della Cultura e il Ministro dell'Ambiente, che dovrebbero essere i principali tutori del patrimonio culturale italiano e mondiale nel caso ci riguarda, hanno votato in Consiglio dei Ministri il decreto legge sull'energia con cui è stato dichiarato strategico di pubblica utilità, indifferibile e urgente l'indecoroso progetto gasiero. Presidente Meloni, scrive Gaziano, mi vedo costretto pertanto a restituire l'encomio e la lettera di apprezzamento dei suoi due valorosi ministri, non so che farmene. Il ministro dell'Ambiente, continua Gaziano, a inizio del 2023 aveva dichiarato che il rigassificatore di Porto Empedocle non era indispensabile nella strategia energetica del paese. Ha cambiato repentinamente opinione dopo che è stato attaccato duramente dal direttore del Quotidiano del Sud, Roberto Napoletano, che ne ha chiesto le dimissioni. Non è la prima volta, continua Gaziano, che tentativi di compromissione e aggressione del paesaggio della Valle dei Templi vengono posti in essere. Negli anni 50 del secolo passato un grande gruppo industriale si interessò al parco archeologico della Valle dei Templi. La Fiat portò avanti l'altrettanto indecoroso progetto di costruire i propri capannoni sotto il Tempio della Concordia in piano San Gregorio, da dove Papa Wojtyła lanciò il famoso anatema contro la mafia. Fu il coraggioso e irremovibile sovrintendente dei beni culturali di Agrigento, Pietro Griffo, che l'ignobile progetto non si realizzò. Oltre al Museo archeologico di Agrigento porta legittimamente il nome appunto di Pietro Griffo. Presidente Meloni, lei è ancora in tempo a salvare la faccia dei suoi due valorosi ministri della cultura e dell'ambiente e del suo governo, continua nella missiva Gaziano. Le viene in soccorso l'Unione Europea che ha bocciato il PNIEC, Piano Integrato dell'Energia e del Clima, le dà l'opportunità di rivedere l'incomprensibile decisione di dichiarare il progetto del rigassificatore onshore, come quello a ridosso della Valle dei Templi di Agrigento, sito UNESCO, opera strategica, vecchio di 30 anni e superato delle nuove tecnologie delle navi gasiere. Se ne faccia una ragione l'Enel, che era pronta ad accaparrarsi finanziamenti pubblici per ridurre il vertiginoso rosso di bilancio. Sarebbe opportuno e immorale per il governo Meloni, conclude Gaziano, che proclama tutte le ore l'orgoglio di essere italiani. Ma quale orgoglio? Bisognerà piuttosto vergognarsi qualora venisse compromesso e aggredito il bene culturale che è patrimonio italiano ma anche dell'umanità, utilizzando risorse pubbliche italiane ed europee. Ci pensi, Presidente Meloni, ci pensi. Questa la conclusione della lettera che Gaetano Gaziano, presidente dell'associazione Salviamo la Valle dei Templi, scrive al Premier Giorgia Meloni restituendo l'encomio ricevuto lo scorso 2 aprile 23.